Beh, sicuramente il convegno è stato molto completo e interessante. Credo che, tutti i punti di vista e tutte le sfaccettature siano state toccate, da quelli che sono i sentimenti delle imprese a quelli che sono, gli aspetti concreti, quindi proprio dell'utilizzo e dell'avvio della piattaforma. Ehm, Tra l'altro, è stato molto interessante perché dal cappello iniziale della, dottoressa Maier, si sono poi sviluppati, via via, fino ad arrivare alla conclusione, tutti gli aspetti poi sono stati toccati da tutti in effetti, no, la piattaforma, racchiude, come dicevo all'inizio, tutto quello che oggi, c'è da fare sulla filiera del legno. Credo che quindi sia un ottimo punto di partenza, sia nell'aspetto, tecnico, quindi, della piattaforma in sé, sia nell'aspetto, di quello che è il lavoro di team che da qui in avanti ci aspetta. E per questo motivo io, ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato, perché, credo che sia, un ottimo esempio questo progetto di condivisione, di collaborazione, di costruzione di un percorso che poi alla fine arriva a concretizzarsi, non è scontato assolutamente. E adesso sta a noi, veramente, che questo progetto diventi un progetto vincente e diventerà un progetto vincente, come dicevo all'inizio, se tutti collaboreremo alla diffusione, affinché questa piattaforma venga utilizzata in maniera massiccia, perché più verrà utilizzata, più riusciremo a raggiungere l'obiettivo proprio di fare questo passaggio evolutivo necessario affinché la filiera del legno superi tutti quei gap che abbiamo snocciolato via via, ognuno con la propria sensibilità e con la propria professionalità, in questo webinar. Mi interessa particolarmente, la partecipazione di Federlegno, perché secondo me, può dare all'inizio appunto, non ci sono stati nel percorso, ma secondo me è molto importante che ci siano e quindi, ringrazio Mauro Zennaro per il sostegno e per gli spunti interessanti, soprattutto, la parte sui crediti di carbonio credo che sia veramente essenziale e uno delle chiavi che veramente può portare le nostre aziende nel futuro. E io ci credo tantissimo personalmente, ci credo da anni, in tempi non sospetti, quando ancora di tematiche ambientali parlavano solo un po' gli invasati. Invece adesso ci dobbiamo parlare tutti per forza di cose perché ormai insomma è evidente agli occhi di tutti. Ecco, io propongo che la piattaforma e le modalità operative per la costruzione di questa piattaforma siano veramente una modalità da prendere d'esempio, affinché questa filiera del legno e tutti coloro che ci lavorano, possa diventare integrata. Quindi cerchiamo, visto che siamo noi, e noi rappresentiamo insomma più o meno, nelle varie associazioni e stakeholder, cerchiamo di approfittare del fatto che ci siamo trovati per continuare a lavorare. Cerchiamo che questa piattaforma diventi un po' la nostra casa, no, e cerchiamo di far passare attraverso questa piattaforma tutta quella progettualità per cui, dicevo all'inizio, che auspico che veramente ci porti nel futuro. Secondo me, da quello che ho sentito oggi, le premesse ci sono interessanti e quindi ecco un invito veramente a fare di questo progetto un inizio, un trampolino per quella che potrà essere l'attività futura anche per altri progetti e soprattutto per una costruzione, coordinata e condivisa della filiera perché
Mi è piaciuto quello che ha detto, Tommaso Deola: noi siamo sempre stati un po' la parte di filiera dimenticata. Grazie a Vaia e non solo, è uscito così forte il ruolo importantissimo delle imprese boschive e anche la debolezza poi delle segherie e via via poi il dialogo che dovrà esserci e che è emerso che dovrà esserci per tutti gli anelli della filiera che hanno necessariamente la stessa importanza, credo ecco che questo possa essere proprio un bell'esempio virtuoso da presentare, come stimolo proprio anche per noi operatori per cominciare da qui. Quindi ecco, mi piacerebbe che questo fosse un inizio e quindi sicuramente la Confartigianato è a disposizione a condividere tutti i contenuti e a mettere tutti i tasselli possibili per la crescita, per la costruzione di quella filiera locale che oggi non è più un sogno, un ideale, un credere in qualcosa perché uno ha una determinata sensibilità, oggi è una necessità. Il passaggio di Mauro Zennaro sulla Russia e sulla Cina è stato sicuramente illuminante. Questi stanno lavorando molto per crescere. Da una parte si chiudono i mercati per cercare di aumentare il PIL, dall'altra parte si cerca di importare cose che non, il proprio paese non ha per cercare sempre di crescere. L'obiettivo è comunque sempre la crescita. Noi proprio non abbiamo perseguito questo, i numeri lo dicono chiaramente, io insomma mi ero ovviamente prima del convegno fatta un po' di fotografia di quelli che sono i numeri, la variazione percentuale di tutta la filiera del legno è in negativo dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2020. Abbiamo tutte le carte in regola per crescere, sono convinta di questo e credo che questo progetto, la condivisione del progetto e il lavoro che stiamo facendo insieme siano un tassello fondamentale per il futuro della filiera, io ci credo e quindi sono a disposizione per continuare a lavorare su questo perché, ripeto, questo per me è solo l'inizio. Vi ringrazio molto tutti per la partecipazione che ho visto numerosa, perché credo che più riusciamo a divulgare questi concetti e più credo che contribuiamo a cambiare quella cultura che è poi fondamentale perché diventiamo consulenti, associazioni, imprese che poi di fatto tutte insieme contribuiamo a cambiare la cultura del paese e quindi questo è poi lo scopo finale. Nel momento in cui cambia la cultura, noi imprese non abbiamo più paura perché avremo i clienti che automaticamente capiranno il motivo e quello che noi vendiamo e non avremo più problemi. Ecco, questo è sicuramente il nostro scopo, cercare di far capire ai nostri clienti che sul mercato troveranno dei prodotti che saranno diversi perché necessariamente dovremo iniziare a cambiare rotta e a cambiare strategia. Quindi un po' di più lungimiranza, di equilibrio, di sostenibilità sicuramente saranno la chiave di volta per il nostro futuro, per il futuro di tutti. Vi ringrazio molto.